Autonomia, il Presidente della Repubblica firma i disegni di legge delega per la presentazione alle Camere, esulta la Lega, Zaia, passo importante, ora la palla al Parlamento, il PD attacca, emergeranno tutte le contraddizioni. Esplosione in una scuola superiore di Rovigo, la stessa dove una professoressa venne colpita dai pallini sparati da alcuni alunni, 2 studenti feriti, indagini dei vigili del fuoco per capire cosa abbia provocato lo scoppio, nessuna pista esclusa. Sono finite nella notte le già flebili speranze di trovare vivo il bambino di 4 anni caduto nell'Adigetto a Villanova del Ghebbo in provincia di Rovigo. Scarcerato il mattino, poche ore dopo finisce con una roncola, un operatore della Caritas viene arrestato di nuovo, polemica a Treviso, Don Davide Schiavon, avevamo segnalato la sua pericolosità. Sale la tensione per la manifestazione degli anarchici di sabato pomeriggio a Venezia, incubo Black Bloc, le parole di Brugnaro verso i manifestanti, restate a casa, non abbiamo bisogno di violenza. Un 15enne ferito e 2 ragazzi sono stati denunciati a Vicenza dopo una rissa che ha visto coinvolti una trentina di giovani in un parco di Vicenza. L'intervento della questura. Stagione crocieristica, 500.000 passeggeri previsti nel 2023 a Venezia a fronte dei 238.000 del 2022 e per il 2027 la previsione di 1 milione, le proiezioni del porto di Venezia. Buonasera telespettatori dal telegiornale di Antenna 3, l'edizione del Veneto. Come avete sentito dai nostri titoli partiamo dall'autonomia perché oggi c'è stata la firma del Capo dello Stato sul disegno di legge Calderoli, si passa al Parlamento dove già si preannuncia una battaglia non solo tra destra e sinistra ma anche tra nord e sud. Vediamo. Può approdare in Parlamento il disegno di legge sull'autonomia. Con la firma del Presidente della Repubblica, infatti, si fa un nuovo passo in avanti nell'iter avviato in Consiglio dei Ministri da Roberto Calderoli. Ora la partita passa nelle mani di deputati e senatori, con tutte le variabili del caso, segreterie di partito, ma anche forse e soprattutto rivendicazioni dei territori. Insomma, l'eterna lotta sud contro nord, in parte già in corso. Abbiamo fatto un altro passo verso questa scalata, verso la cima, verso questo diritto per i veneti, per il territorio veneto. Però come sempre abbiamo visto che c'è stata una forte resistenza, in particolare da alcune regioni del sud, dove ancora una volta si era lavata la voce di bloccare questo processo. Avevano chiesto al Presidente Mattarella di non firmare, perché secondo qualcuno il processo non era costituzionale. Invece il Presidente Mattarella, firmandolo, ha certificato che la nostra richiesta di autonomia portata avanti dalla Regione Veneto e dalle altre regioni è assolutamente costituzionale e perciò andrà avanti. Di una firma rapida ha parlato Calderoli, ringraziando Mattarella. Di nuova tappa in linea con la Costituzione il Presidente della Regione Luca Zaia. Passaggio scontato e formale quello della firma, fa intendere invece il Partito Democratico. Il Capo dello Stato ha ratificato anche il disegno di legge per la riforma fiscale. Per i Dem i nodi presto verranno al pettine. Vedremo anche quando il provvedimento arriverà in Parlamento cosa succederà. Io ho l'impressione che i contrasti all'interno della maggioranza verranno fuori. Noi abbiamo una posizione chiara: l'autonomia si può realizzare con alcuni principi fondamentali: l'unità del paese, i LEP, l'eliminazione della spesa storica e la necessità di garantire l'uguaglianza a tutti i cittadini. Ora con la cronaca ci spostiamo a Rovigo dove c'è stata l'esplosione in una scuola, la stessa dove una professoressa, ricorderete, venne colpita da pallini sparati da alcuni alunni, 2 studenti sono rimasti feriti, ci sono le indagini dei vigili del fuoco per capire che cosa sia accaduto e che cosa abbia provocato lo scoppio. Un botto forte, il fumo, i vetri che si frantumano a causa dell'esplosione. Scatta l'allarme antincendio e la scuola viene evacuata. Momenti di paura questa mattina all'Ipsia Marchesini di Rovigo. Il plesso scolastico che riunisce anche l'Itis Viola è già noto alla cronaca per la vicenda della professoressa colpita da alcuni pallini di gomma sparati con una pistola ad aria compressa da alcuni alunni. Una scena ripresa dai cellulari e fatta circolare nelle chat di WhatsApp. Questa mattina verso le 9 le lezioni sono state interrotte da un boato. L'esplosione avvenuta in un'aula del primo piano usata per attività di sostegno. Le fiamme sono state subito spente dall'addetto alla sicurezza della scuola in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. 2 studenti hanno riportato lievi ferite alle mani a causa dei numerosi vetri esplosi. I 2 ragazzi sono stati medicati sul posto dai medici del 118. L'evacuazione della scuola è avvenuta senza intoppi.
Nell'aula dove si è sviluppato l'incendio non c'erano ragazzi. Ovviamente l'incendio ha interessato soprattutto l'aula che era di fronte, e comunque i ragazzi sono usciti tutti dallo stabile, quindi il servizio, l'evacuazione ha funzionato, direi, quindi le simulazioni che facciamo forse sono anche utili. A un certo punto era impossibile che i ragazzi riprendessero le lezioni. Chi era sul piano ha detto che ha sentito molto rumore, pensavano fosse addirittura il terremoto. Domani tornano a scuola però i ragazzi? Domani tornano a scuola i ragazzi, perché i vigili del fuoco ci hanno dato la piena accessibilità. I vigili del fuoco, intervenuti con il NIAT, il nucleo investigativo antincendio territoriale, hanno effettuato un sopralluogo e raccolto numerosi reperti per determinare le cause dello scoppio. Una fuga di gas, non c'erano impianti gas quindi all'interno dell'aula, quindi da escludere cose. Quindi probabilmente prodotti che verranno poi identificati però successivamente. Non si esclude dunque che possa trattarsi di una bravata, visto che all'interno dell'aula non c'erano materiali pericolosi. Restiamo a Rovigo, andiamo in provincia, per la precisione a Villanova del Ghebbo, dove sono finite le speranze di trovare in vita il bambino di 4 anni scivolato nell'Adigetto. Le speranze sono durate poche ore, poi il corpicino è stato trovato mentre galleggiava a 700 metri dal punto in cui il piccolo stava giocando sulla riva, prima di scivolare nelle acque dell'Adigetto. Poco più che un canale limaccioso che nasce dall'Adige e attraversa il Polesine. È uno shock per Villanova del Ghebbo la tragedia consumatasi ieri sera. Il bimbo di 4 anni di origini marocchine stava giocando col papà nel giardino di casa che arriva proprio fino all'argine. Un attimo fatale, un attimo di distrazione e il piccolo sembra essere scivolato su uno scalino, cadendo giù. Uno zio si è lanciato in acqua iniziando a cercare disperatamente il nipotino senza riuscire a trovarlo. Grida disperate che hanno richiamato altra gente, ma nessuno è riuscito a scorgere la sagoma del piccolo nell'acqua, resa sempre più scura dal calare del sole e dalla movimentazione del fondale fangoso. Sul posto intanto sono accorsi i vigili del fuoco, che si sono lanciati in acqua con il gommone, iniziando subito a scandagliare il tratto di una 70 di metri. Poi sono arrivati anche i sommozzatori che si sono calati nell'acqua sempre più scura. La Protezione Civile ha installato potenti torri faro per tentare di illuminare l'Adigetto. Poi, nella notte, il tragico ritrovamento, la disperazione della famiglia e il dolore di una comunità intera. Ai carabinieri il compito di accertare la dinamica del dramma. E ora con la cronaca ci spostiamo a Treviso per parlarvi di una vicenda che ha dell'incredibile. La sua scarcerazione dopo la tentata rapina di lunedì mattina nella zona dello stadio aveva suscitato stupore e indignazione. Ieri sera il 35enne di origini bengalesi, autore di quel fatto, ha aggredito un volontario della Caritas ed è stato nuovamente arrestato. Scarcerato da poche ore per la tentata rapina di lunedì mattina a un internet point di via Zenson, ha aggredito senza motivo un volontario della mensa della Caritas di via Venier, colpendolo con un oggetto acuminato, forse la roncola di 21 centimetri che gli è stata poi trovata in tasca. Rintracciato, il 35enne bengalese è stato arrestato per la seconda volta in 3 giorni al termine di una colluttazione con i poliziotti, mentre il volontario Caritas, un quarantenne dell'Interland trevigiano, veniva medicato al pronto soccorso. Lo straniero, racconta Don Davide Schiavon, direttore della Caritas, era in fila per il pasto e senza un motivo ha aggredito l'operatore. La persona è arrivata e si è fiondata letteralmente addosso. Le persone che erano lì e hanno anche avuto un certo shock, diciamo, da questo punto di vista qui. La ferita anche non era così grave, però il gesto è gravissimo. L'intervento tempestivo dei carabinieri della compagnia di Treviso ha permesso di identificare nell'arrestato per la rapina di via Zenson il presunto autore del ferimento, un volto noto alla Caritas anche per i suoi squilibri. Abbiamo già segnalato con varie mail a questura e anche all'uso la persona ci sembra instabile dal punto di vista psichico, e quindi avevamo fatto le segnalazioni ma non abbiamo avuto risposte in tale direzione. I poliziotti delle volanti hanno rintracciato il bengalese in zona Appiani. Nel tentativo di bloccarlo, un agente ha rimediato una violenta spallata e una prognosi di alcuni giorni. Lo straniero è stato dunque arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per possesso ingiustificato di coltello, quindi condotto in carcere da dove era stato rimesso in libertà malgrado i fatti di lunedì, con i soli obblighi di dimora a Treviso e presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Profonda anche amarezza, perché
diciamo, queste situazioni vanno affrontate, ecco, certo un po' in termini un po' più anche definitivi e risolutivi, ecco, mi spiace un po' questo e poi mette anche profonda insicurezza, anche in qualità di responsabile ho i miei timori nel mettere a repentaglio anche l'incolumità dei volontari, degli operatori e anche la mia. A Venezia gli occhi sono puntati su Campo Santa Margherita, dove sabato è in programma la manifestazione degli anarchici, c'è l'incubo Black Bloc e c'è anche l'appello del primo cittadino Brugnaro che dice: restate a casa, non abbiamo bisogno di violenza. Speriamo non succeda niente, noi ci stiamo preparando, lo dico a tutti, magari state a casa, non è il caso niente a Venezia. A Venezia non sopportiamo la violenza. L'invito "state a casa" è una città che intanto si prepara alla manifestazione non autorizzata che il tam tam dei social ha fissato per sabato 25 in Campo Santa Margherita. Questa mattina gli agenti della polizia locale hanno notificato agli ultimi titolari di bar e attività del campo, sono 30 in tutto, l'ordinanza firmata ieri dal primo cittadino che era stato avvisato dalla prefettura del possibile pericolo. A fiancheggiare gli anarchici in rivolta per chiedere la scarcerazione dello spagnolo Sorroche, condannato per l'attentato intimidatorio alla sede della Lega, e rinvigoriti dalla causa Cospito, potrebbero arrivare anche i temuti Black Bloc. Il sindaco non ha nascosto oggi la sua preoccupazione, dicendosi costretto a chiedere per questo un sacrificio alle attività del campo. Speriamo che non vengano a Venezia per distruggere come purtroppo spesso è successo. Noi ci opponiamo a questo, Venezia è un patrimonio dell'umanità, non è consentito distruggere cose che non sono irripetibili. Ennesima difficile prova che i nostri esercenti insieme a tutti i cittadini dovranno affrontare. Si respira sgomento e paura tra i colleghi. Così Tommaso Sichero, vicepresidente vicario della EPE di Venezia. C'è incredulità, dice, nel vedere come manifestazioni non autorizzate come questa possano condizionare una città fragile come Venezia e la sua economia. Penalizzati anche i banchi del mercato comunale. La prefettura ha già predisposto un piano per l'ordine e la sicurezza, prevista anche la deviazione del traffico acqueo verso percorsi alternativi. Diverse però sono le incognite, a partire dall'orario. Ed è dura la reazione proprio dei commercianti e degli ambulanti, secondo cui il corteo alla manifestazione si sarebbe potuta fermare già a Piazzale Roma. Noi, per chiedere uno spazio pubblico, per chiedere l'aggiunta di una sedia o di un tavolino, dobbiamo fare 1000 richieste e aspettare 6-7 mesi. Questi non autorizzati fanno quello che vogliono, si è capovolto tutto. Quanto perdi come incasso di un sabato? Io perdo tanto perché comunque io il sabato apro alle 8 del mattino e chiudo anche a mezzanotte. Dai 2.000 ai 4.000 euro di perdite, gli esercenti di Campo Santa Margherita gridano all'ingiustizia. Saranno loro a pagare il prezzo più alto per una manifestazione che ancora viaggia solo sul web. Dobbiamo lavorare il sabato, che si lavora di più di tutti i giorni, quindi non so cosa facciamo. Chiudiamo e speriamo che finisca subito e le riapriamo subito. Noi lavoriamo sabato un po' di altrimenti quello che è alto soldi, perché ci sono gente sabato vengono a Venezia per vedere, se non lavoro quindi comunque era meno. Mi sembra impossibile che non si possa fermarli prima. Non dovrebbero neanche farli arrivare qua, quindi se li bloccassero a Piazzale Roma non ci sarebbe problema. Qua siamo in 30 solo in questa piazza, 30 attività commerciali, anche di più, che verranno penalizzate. Sedie da stipare all'interno e così i posti alternativi ai plateatici si riducono ancora di più. Non ci sanno dire quando finisce, non ci sanno dire se possiamo lavorare e se fanno danni chi li paga? La notizia si è già diffusa anche tra i residenti. I Black Bloc ci mettono in mezzo, si infiltrano per fare danni, per far diventare questa manifestazione qualche cosa che non va bene. Se sono qua io vado di là, trovo una scappatoia come passaggio, ecco. Certo non mi avventuro qua e spero che sia ben sorvegliata soprattutto. L'ordinanza avrà validità fino alla dichiarazione di cessata esigenza da parte delle autorità. E a noi non ci paga nessuno. Sei arrabbiata? Molto, molto. Speriamo non ci sia bisogno di nulla, ci fermiamo una breve pausa per noi, torniamo tra pochissimo.
Rieccoci, ben trovati all'edizione regionale del telegiornale di Antenna 3. Ripartiamo da Vicenza per parlarvi di un'altra rissa tra ragazzini. Questa volta è accaduto in un parco, minacciati anche i residenti che hanno chiamato la polizia. La grande rissa, l'ennesima inquietante, violenta rissa tra giovanissimi. Dopo essersi dati battaglia in pieno giorno nel parcheggio di un centro commerciale di Vicenza, l'ultimo scontro si consuma in un parco di Via della Cultura Camisana. Sono i residenti a lanciare l'allarme alla questura. Una trentina di adolescenti si stanno picchiando selvaggiamente. Qualcuno fa uso di oggetti contundenti, spunta un coltello. Le pattuglie delle volanti si precipitano sul posto per evitare che possa scoppiare la tragedia. Gli agenti individuano una ventina di ragazzini minorenni, ma altri, all'arrivo della polizia, si sono già dati alla fuga. Prima però avrebbero fatto in tempo ad aggredire con calci e pugni e a minacciare con un coltello un quindicenne, urlando minacce di morte anche ad alcuni abitanti della zona che si sono affacciati alla finestra di casa. Il quindicenne ferito racconta alle forze dell'ordine che, mentre stava giocando a basket con alcuni amici, è stato preso di mira da una ventina di ragazzini, 5 dei quali col volto coperto da un passamontagna. Partono le indagini. Al termine degli accertamenti, gli investigatori della squadra mobile denunciano al Tribunale dei minorenni di Venezia il presunto aggressore e il complice che gli avrebbe dato manforte. Entrambi, nonostante la giovane età, hanno a proprio carico precedenti denunce per rapina e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ma anche per lesioni personali aggravate, minaccia e partecipazione a rissa. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i fatti, risalire al movente e identificare altri ragazzini coinvolti nella violenta rissa. Ma il tema è politico, sociale, qualcosa anche a livello educativo non è andato per il verso giusto. E ora con il prossimo servizio andiamo a Venezia, alleggeriamo decisamente i toni, ci occupiamo della croceristica. Le crociere a Venezia arrivano. Nel 2021 avevamo approdi 0, nel 2023 abbiamo lavorato. Con una previsione di 500.000 passeggeri a fronte dei 238.000 del 2022 e per il 2027 si parla di 1 milione di croceristi, il doppio, di cui 900.000 in modalità home port con 385 toccate di grandi navi. Sono questi in proiezione i numeri che potrebbe raggiungere il porto di Venezia. La cosa più importante è che riusciremo ad avere la disponibilità delle banchine di Fusina, che non solo consentiranno di avere un maggior numero di navi, che rispetto al 2022 saranno circa un 36% in più, ma la qualità dei croceristi sarà notevolmente diversa, perché a Fusina riusciremo a ospitare navi di lusso che quindi si fermeranno più di una notte a Venezia e quindi non sarà semplicemente un mordi e fuggi. Il nostro obiettivo è quello di portare navi ovviamente necessariamente più piccole, con un numero di passeggeri minore, ma che si fermino più tempo a Venezia. Le stime sono state rese note nel corso della presentazione della stagione croceristica, occasione anche per fare il punto sugli interventi futuri. Avremo Canale Nord lato nord, una banchina, un ormeggio disponibile. In futuro progettiamo e realizziamo una stazione marittima con 2 ormeggi da 300 metri, Canale Nord lato nord. E in parallelo andiamo a lavorare sull'accessibilità, cioè caratterizzazione, progettazione e adeguamento del canale Malamocco Marghera e del Vittorio Emanuele in modo minimale, cioè andiamo a studiare una classe di navi che possa in modo ovviamente compatibile con i ritmi della laguna transitare tra Marghera e Venezia. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, ma restate con noi perché l'informazione continua. Grazie per averci seguito, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. La pressione cede lievemente sul nostro territorio per l'influenza della coda di una perturbazione atlantica che interesserà con qualche pioggia soltanto i settori alpini. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 24 marzo ci mostra uno scenario stabile in pianura con tanto sole, annuvolamenti e schiarite invece in montagna con qualche precipitazione specie verso sera.
Temperature stazionarie minime tra 7 e 11 gradi, massime invece tra i 14 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto sui monti dove verso sera inizierà a piovere, altrove più sole con poche nubi sparse. Temperature minime sui 9-10 gradi, massime intorno ai 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà per lo più nuvoloso sui settori settentrionali con alcune deboli piogge a partire dal pomeriggio, più asciutto invece altrove. Temperature minime sui 9-10 gradi, massime oscillanti tra i 21 e i 23 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.